Dove eravamo rimasti? Il futuro ricomincia dal passato. Dal matrimonio interrotto tra AIM e AGSM, le due aziende municipalizzate di Vicenza e Verona si erano fidanzate sotto il regno di Achille Variati e Flavio Tosi. Una storia rimasta in sospeso ma che oggi riprende vita con due sindaci diversi ma simili politicamente, legati da un feeling di centrodestra. Lo scaligero Federico Sbuarina e il vicentino Francesco Rucco, così con un colpo di scena, riavviano i contatti diplomatici per fondare la più grande multi-utility del Veneto. Le prospettive di una fusione sarebbero di essere concorrenziali sui mercati e fare, diciamo, squadra veneta, questo è anche un termine importante, senza cedere pezzi di aziende a territori esterni. Nel momento in cui si allarga il mercato, si allarga l'offerta, si allarga il territorio dove ci sono le utenze, maggiore può essere anche l'acquisto di energia che viene comprato e quindi ovviamente anche portare delle bollette più leggere nelle case dei vicentini. AIM AGSM, quello tra le due aziende dell'energia elettrica, del gas e della gestione dei servizi di pubblica utilità, è un matrimonio che si può fare. Tra giugno e luglio si capirà se ci sono le condizioni tecniche per questa grande operazione. Il primo passo, però, è oggi, con la sottoscrizione di questa lettera di intenti con cui le parti dichiarano di voler riprendere il confronto, con l'obiettivo di arrivare a una fusione. Che sia la volta buona? Speriamo che sia la volta buona, perché credo che un'aggregazione, lo dicono anche nella due diligence gli esperti, gli advisor, è necessaria, perché AIM deve uscire dalla logica locale e andare sui mercati e essere competitiva, altrimenti rischia di rimanere schiacciata da players che hanno dimensioni molto più grandi della nostra azienda locale, quindi dobbiamo naturalmente da un lato garantire il personale, garantire il livello di qualità dei nostri servizi, abbassando magari le bollette e quindi tornare sui mercati e essere competitivi.